Grazie per aver accolto questo nostro invito, questo mio invito a quest'ora, però era assolutamente necessario per quello che sta accadendo in queste ore alla Camera dei Deputati e più precisamente nella Commissione Bilancio della Camera, dove si stanno esaminando gli emendamenti che sono stati sostanzialmente segnalati dai gruppi e che saranno quelli su cui il Governo dovrà esprimersi nelle prossime ore. Si tratta di una possibilità ultima che abbiamo, prego Umberto, la possibilità che abbiamo di intervenire su una materia delicatissima come quella relativa all'alluvione, al risarcimento e alla ricostruzione dovuta appunto ai danni che sono verificati nella alluvione del 18 novembre scorso. Il passaggio è chiave ed è contenuto nel documento numero 2 che vi ho consegnato, che sostanzialmente è quello che riguarda l'ammissione degli emendamenti relativamente al comma 70 della legge di stabilità, che è appunto quella relativa alla Sardegna, e ai passaggi che sono stati già codificati al Senato, assolutamente marginali, e che prevedevano due gravi riferimenti. Il primo è quello relativo al mancato stanziamento di qualsiasi risorsa finanziaria. E quando dico di qualsiasi risorsa finanziaria lo dico non per mia interpretazione, ma perché cercherò di leggere con voi i dati di quello contenuto nella legge di stabilità, e soprattutto non vi è alcuna certezza per quanto riguarda il blocco delle tasse, delle rate, di tutto quello che riguardava appunto i pagamenti, così come è sempre avvenuto per fatti di questo genere relativamente a, per esempio, i terremoti ultimi che sono verificati nella stessa Emilia-Romagna. Credo che il passaggio sia emblematico per la gravità dell'emendamento che è stato presentato e che trovate nel documento numero 2 relativamente appunto al comma 70. Ce ne sono due che sono stati segnalati, come vedete questi sono i testi che riguardano appunto gli emendamenti segnalati, sono quelli che saranno discussi. Il primo è quello a mia firma, che è praticamente il 2577, e l'altro invece quello che riguarda il mutuo che dovrebbe essere contratto dallo Stato, o meglio dovrebbe lo Stato coprire gli interessi per la contrazione di mutui da parte dei cittadini colpiti dall'avvento alluvionale. Credo che sia questo l'elemento più delicato della comunicazione che io intendo fare, perché non ci sono altri emendamenti, quindi vuol dire che al momento attuale la Sardegna non ha nessuna risorsa finanziaria per pagare i risarcimenti e per pagare la ricostruzione del post-alluvione. Ovvero tutte le promesse che sono state fatte, tutte le passeggiate di Presidente del Consiglio, dei Ministri, che sono pure venuti in Sardegna in quelle ore, si concretizza con zero spaccato, cioè non c'è un solo euro a disposizione della Sardegna. Gli unici 50 milioni di euro vengono iscritti con fondi CIPE nel 2015 rispetto a quello che è stato detto. La cosa che io voglio cercare di ripercorrere è quello di una gravità inaudita nell'emendamento presentato dalla maggioranza, e quindi sarà quello su cui io presumo ci sia stato anche un accordo del Governo, in cui si definisce l'ammontare del danno, perché si dice il danno può arrivare sino a 1 miliardo di euro. E quindi sostanzialmente concordano con la previsione di spesa che ho fatto io nella legge che ho presentato il 19 di novembre, in cui appunto individuavamo già con un dato parametrato su ogni singolo territorio, con il numero di abitanti colpiti, le zone che sono state sostanzialmente distrutte dall'alluvione, in circa 1 miliardo la somma necessaria. Il centro-sinistra, centrodestra concordano sulla cifra
cifra del miliardo, con la differenza che dicono sostanzialmente chi la deve pagare, la devono pagare i sardi, indebitandosi ulteriormente, creando le condizioni perché si possa ricorrere a un mutuo, ognuno di loro, dalle imprese alle famiglie, agli stessi comuni, cioè è previsto nell'emendamento, lo vedremo nel dettaglio, che anche gli stessi comuni non abbiano alcun tipo di risorsa e debbano ricorrere a mutui che ovviamente ai quali non potranno accedere perché esiste il limite del patto di stabilità che impedirà qualsiasi tipo di accesso anche all'indebitamento. Quindi una vera e propria presa in giro ai danni della Sardegna e dei sardi, senza stanziare nessun tipo di risorsa tra virgolette vera, credibile, che sia riscontrabile negli atti di bilancio. Cosa prevede l'emendamento firmato dalla maggioranza sinistra-destra, che è l'unico, perché tecnicamente non si possono più presentare emendamenti, è scaduto venerdì mattina il termine ultimo per la presentazione di emendamenti, ora solo il governo e solo i due relatori possono presentare emendamenti. Se non interverrà quindi il governo e i relatori, l'emendamento che verrà posto in votazione sarà quello presentato dal sottoscritto e quello presentato dalla maggioranza. Nell'emendamento che avete tutti a disposizione, potete prenderlo tranquillamente dal documento 3, quello in rosso, alla pagina 3 del documento in rosso, si evince rispetto alle falsità che sono state pure dichiarate in queste ore, in questi giorni, da ieri, da alcuni esponenti dei firmatari, tra cui il deputato Scanu, secondo il quale dice nella sua dichiarazione che sarebbero stati integrativi soltanto per la ripresa delle attività professionali. Falso, perché nel documento e nel testo c'è scritto che questo mutuo serve per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, che possono essere concessi contributi con le modalità del finanziamento agevolato. È già qui la contraddizione in termini, da una parte finanziamento e dall'altra contributo, sono due cose completamente diverse. Il contributo agevolato il finanziamento agevolato significa soltanto che lo Stato paga una parte degli interessi, ma il mutuo lo deve contrarre, il singolo cittadino deve pagarselo nonostante abbia patito questo danno. L'obiettivo dell'emendamento della maggioranza è chiarissimo e lo scrive in maniera esplicita lo stesso emendamento, cioè chiunque non voglia imbrogliare sappia che qui c'è scritto che serve per coprire integralmente le spese occorrenti per rispondere alle necessità connesse alla dichiarazione di stato di emergenza, nonché per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente subito. Come si può cercare di ingannare quando c'è un documento scritto che dice che questo mutuo che i cittadini sardi, comuni volessero o dovessero contrarre è destinato a fatti marginali per la ripresa delle attività professionali? Non è assolutamente vero. Questo mutuo lo stanno facendo caricare sui cittadini e sulla Sardegna, sulle istituzioni sarde in maniera ingannevole, perché non stanziano nemmeno un euro di quello che realmente sarebbe necessario. E aggiungo, qualcuno ha dichiarato in queste ultime ore che si tratta di uno stanziamento aggiuntivo. Aggiuntivo a che? L'unico stanziamento che esiste è quello dell'ordinanza commissariale firmata dal prefetto Gabrielli di 20 milioni di euro, che non serve né per il risarcimento né per la ricostruzione. Perché chiunque ha avuto la briga di prendere il testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è questo, qui c'è scritto che i 20 milioni servono per le emergenze di quelle ore, di quei giorni subito dopo, per fare tutto quello che era necessario per salvare la gente, per mettere al sicuro i centri abitati con interventi di mezzi di movimento terra, di intervento di prosciugamento di centri abitati, così come è successo a Terralba, a Uras, a Olbia e in tante altre realtà, Onanì e via dicendo. Quindi di fatto
gli unici stanziamenti, e vi prego di andare a vedere il documento numero 4, che questo è il testo ufficiale del governo che riguarda il maxi emendamento 1.900 che sostituisce tutta la legge di stabilità. E il comma 70 è quello che riguarda la Sardegna, in cui si dice, la parte che trovate sottolineate, a tal fine, va a capo, sono utilizzate le risorse nel limite massimo di 27,6 milioni di euro, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, giacenti sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per il dissesto di cui è il precedente periodo di quelli di cui è il comma 71. Quindi l'unico stanziamento che dichiarano di mettere a disposizione è questo di 27,6 milioni di euro, ma come potrete vedere fa capo a risorse non impegnate, che poi si confondono con quelle non spese, che riguardano appunto i fondi di capoterra. 27,6 milioni, e c'è scritto sono utilizzate, a tal fine sono utilizzate. L'emendamento che è stato presentato da più parti, e lo trovate nel documento numero 3, ci sono due emendamenti, tutti e due della maggioranza, il 1093, prima firma Mariani, che è il capogruppo in Commissione Ambiente, dice possono essere utilizzate le risorse di capoterra. I sardi fanno un emendamento per conto loro, il 1397, firmato Meloni, Cani, Sanna, dove dice al comma 70, ultimo periodo, le parole sono utilizzate, sono sostituite, possono essere utilizzate. Quindi vuol dire che o utilizzate quelle di capoterra o non ne avete. È chiaro questo passaggio perché è emblematico del fatto che ad oggi, con questi documenti che sono agli atti della Camera da stamattina, non c'è alcun riscontro oggettivo di risorse a disposizione della Sardegna e dei sardi per pagare un euro di intervento di ricostruzione e di risarcimento danni per la Sardegna. E questo passaggio che vi ho richiamato dei 27 milioni è emblematico del fatto che poi nello stesso periodo del documento 4 successivamente c'è scritto al comma 71, all'articolo 32, comma 4, eccetera, è aggiunta la seguente: delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla Regione Sardegna della delibera CIPE 8 del 20 gennaio 2012 pari a 23,52 milioni di euro limitatamente all'anno 2014. Cosa sono questi 23,52 milioni di euro? Sono quelli che sostanzialmente vengono concessi come sforatura, diciamo così, del patto di stabilità. Cioè può la Regione Sardegna andare oltre nella spesa del patto di stabilità per 23,52 milioni di euro, cioè meno di quanto si autorizza nel comma precedente di 27,6 milioni di euro, che sono fondi di capoterra, che quindi se utilizza capoterra non puoi utilizzare altre parti, e comunque nella fattispecie ti autorizzano un'apertura del patto di stabilità per 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014. Subito dopo c'è scritto al comma 72, sempre del documento 4, al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il commissario delegato può avvalersi di ANAS SPA che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, eccetera, convertito con modificazione, eccetera. Parliamo sempre di anticipazioni che non sono quantificate, che non sono quantificabili, che non sono certe e che soprattutto non hanno nessuna previsione di spesa rispetto a somme aggiuntive, perché si parla sempre di somme già a disposizione dell'ANAS, ma non di somme aggiuntive. È evidente che anche da questo punto di vista sono soldi che riguardano la Sardegna. Quindi da una parte ce li hanno date, dall'altra parte ce le prendono per fare quello che vogliono. Il comma 73, che è l'ultimo legato alla Sardegna,
c'è scritto: a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 70. Quindi i 50 milioni di euro, se arriveranno nel 2015, quindi con la previsione di non iniziare nessun tipo di ricostruzione, di risarcimento da qui al 2015. È evidente che questa operazione è un'operazione assolutamente spregiudicata, che punta a dare 100 milioni alle banche, perché l'emendamento che è all'esame dice sostanzialmente questo, che vengono stanziati, quello della maggioranza, 100 milioni di euro per arrivare a pagare gli interessi alle banche per la contrazione di un mutuo sino a 1 miliardo di euro. È evidente che si tratta, io lo ribadisco, l'ho già detto, di una regalia alle banche, uno schiaffo ulteriore ai sardi in difficoltà, ai quali si chiede di intervenire con ulteriore indebitamento e con appunto il ricorso a un mutuo che è pseudo agevolato, perché non voglio citare casi, ma quello di Orosei è emblematico, di aziende che sono drammaticamente in crisi, che non riuscivano a pagare i mutui che avevano, figuriamoci se possono mettersi ulteriori mutui. È quindi un fatto di una gravità inaudita. Ed è per questa ragione che io, nel vigilare su questa vicenda, cercherò di capire nelle prossime ore se il governo presenterà, cosa che io chiedo, un emendamento che sostanzialmente accolga il mio emendamento, che è quello che ha una totale copertura finanziaria. Qualcuno dice: ma dove lo prendiamo 1 miliardo? Il miliardo si prende facendo quello che si fa quando capitano queste disgrazie, aumentando le tasse di coloro che guadagnano più di quello che è lecito guadagnare rispetto ai parametri europei. Io per esempio prevedo l'incremento del 2% delle tasse sulle rendite finanziarie che hanno una tassazione in Italia decisamente più bassa rispetto a tutte le medie europee, quindi di fatto l'incremento del 2% delle rendite finanziarie consentirebbe immediatamente il ristoro del 1 miliardo di euro necessario per far fronte a questa emergenza. E in questa direzione l'emendamento che io ho predisposto, che è quello che è il numero 1 rispetto al capitolo Sardegna, prevede sostanzialmente 100 milioni di euro per gli interventi emergenziali, quelli che devono essere sostenuti in termini immediati dal commissario governativo per l'emergenza alluvione, 1 miliardo articolato, come avete potuto vedere, su diversi capitoli di spesa per la ricostruzione viaria, per la ricostruzione dei centri abitati da parte dei comuni, per il risarcimento danni alle famiglie che sono state pesantemente colpite da questo drammatico evento climatico. Prevede la mia proposta emendativa la sospensione sino a dicembre 2014 di tutte le tasse e le procedure esecutive delle imprese, la deroga al patto di stabilità per tutti i comuni per tutto il 2014 di tutte le risorse impegnate appunto nella ricostruzione e nel risarcimento dei danni. Aggiungo che prevediamo nell'emendamento stesso presentato, che è quello appunto uno dei 2 segnalati che quindi vanno in discussione nelle prossime ore alla Camera dei Deputati nella commissione competente, anche un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali. In questa direzione io credo che sia assolutamente emblematico anche quello che sta succedendo, cito nel documento numero 3 i primi 2 emendamenti che sono stati presentati, questi di Forza Italia, il primo che dice le risorse stanziate per il comma 70, risorse che non esistono, devono essere divise anche con la Toscana.
Quindi al niente che ci è stato dato ci dicono questi signori: dividete il niente anche con la Toscana, perché c'è da risarcire, secondo loro, le alluvioni del novembre 2012 e 2013. Questo è il quadro drammatico di quello che sta avvenendo. Io ho visto alcune dichiarazioni di alcuni esponenti politici che dicono va bene quello che si sta facendo con il mutuo agevolato. Io dico che è una vergogna, che è insostenibile, che è uno schiaffo alla Sardegna e ai sardi, e diffido questi pseudo personaggi a parlare di speculazione elettorale. La speculazione elettorale di chi imbroglia, di chi è venuto a fare le passeggiate, a dichiarare che nessuno sarebbe rimasto ultimo, che tutto sarebbe stato ripagato, e poi il risultato è che negli atti non c'è niente. Il problema vero è che si dicono tante cose e poi si cerca di ingannare i sardi. Non mi farò certamente intimidire da questi signori che pensano di buttare tutto in gazzarra elettorale. Qua c'è un fatto emblematico, che è quello appunto che vede la Sardegna drammaticamente imbrogliata e i sardi costretti, se dovesse passare questo emendamento della maggioranza e non dovesse essere uno del governo, a pagarsi i danni subiti contraendo altri debiti e altri mutui. Questo è un fatto assolutamente inaccettabile, per il quale io penso che occorra la mobilitazione dell'opinione pubblica, perché si capisca che non solo è un bene, ma che un danno al danno è un sopruso e un imbroglio di Stato contro la Sardegna.